Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La Sorical ora punta l'indice contro alcuni comuni del Tirreno Cosentino incapaci, secondo la società Risorse Idriche, di regolare il flusso dell'acqua. Sentiamo. Acqua razionata e nervitesi, la Sorical punta l'indice contro alcuni comuni del Tirreno Cosentino, incapaci, secondo la società Risorse Idriche Calabresi, di gestire le regolazioni idrauliche a valle dei serbatoi. I comuni chiamati in causa sono Verbicaro, Grisolia e Maierà, dove da diversi giorni si verificano delle vere e proprie interruzioni di pubblico servizio, indotte, scrive Sorical, dalle manovre errate da parte dei tecnici comunali. A pagare le conseguenze sono i cittadini, ai quali non viene garantita l'erogazione di un bene primario come l'acqua, disfunzioni alle quali si è risposto inviando tecnici della Sorical per quella che viene definita regia notturna delle manovre inerenti alle reti idriche. È accaduto anche a Diamante, la perla del Tirreno, dove quest'estate non solo i residenti ma vacanzieri e albergatori si sono ritrovati più di una volta con i rubinetti a secco e tante polemiche. Dei comuni serviti dall'acquedotto Pantanelle, si precisa, solo il comune di Santa Maria del Cedro non risente di alcuna carenza idrica, il perché nell'investimento fatto negli ultimi 3 anni nell'efficientamento della rete interna comunale, aprendo 2 serbatoi e applicando la tariffa a consumo, abbandonando quella a forfait, peraltro illegale. Pertanto Sorical, conclude la nota, invita i sindaci ad attivarsi qualora il serbatoio di riferimento non raggiungesse il livello ottimale per garantire la fornitura sul territorio, con delle chiusure della erogazione del medesimo e non con un'ulteriore richiesta di aumento di fornitura che non potrà essere evasa per lo stato attuale delle sorgenti. Sarebbe oltremodo opportuno che la programmazione degli interventi strutturali della rete idrica comunale partisse già dai primi del mese di settembre, evitando, come già accaduto, che il problema si traduca in emergenza in estate e in particolare a Ferragosto. La risorsa acqua non è infinita e non va sprecata. Prevenzione, ossia attivare misure che consentano una erogazione ottimale del prezioso liquido per evitare che l'emergenza acqua si trasformi in un tormentone come il mare sporco.